Amiche e amici della pallina vulcanizzata, amigos da Bologna vulcanizzata, siete in diretta con la pista del Palalido di Valdagno. Y Sport Club Valdagno, Broker Bassano, non è mai una partita come le altre, il derby che aspetti da tutta la stagione. C'è la sfida nella sfida delle tifoserie, la sfida alla capolista. Buona domenica sera da Domenico Tomba, un saluto speciale al mio amico Vincenzo Pittureri, il Pitu, la voce del Palo Broker di Bassano. È il turno numero 18 del 103esimo campionato italiano Serie 1 Hockey Pista, stagione 25-26. Valdagno saluta la capolista Broker Bassano di mister Ale Bertolucci. Giallorossi di capitano Andrea Scuccato arrivano al Palalido col primato di 42 punti in 17 partite, difesa meno perforata del campionato, soli 28 gol subiti, in merito anche di un Valentin Grimalt a guardia della gabbia. E poi c'è l'ex di lusso Giuliano Giuliani, il Ciupe, con 11 centri in stagione. Valdagno è reduce dal successo in casa per 7-4 con il Giovinazzo nel recupero infrasettimanale della 14esima giornata giocato mercoledì. Può contare sulla sua trazione portoghese con il capocannoniere della 1 Luca Sonorio, quota 31 reti e i 17 assist di Thiago Sanchez con anche 11 gol. La squadra di Chico Mascaregna stasera può sfruttare il fattore campo con il sesto uomo nei suoi tifosi e la curva nord con le brigate valdagnesi, tutto il tifo del Palalido per il massimo sostegno ai bianco-azzurri. Davvero un derby nel derby, sfida nella sfida tra le tifoserie. Bellissimo il colpo d'occhio del Palalido stasera. Per streaming e riprese alla telecamera l'abile Roberto Bauci, in regia il maestro Flavio Zattera, i direttori di gara i Viareggini, Massimiliano Carmazzi e Franco Ferrari con ausiliario Alberto Fabris. Dunque la pallina nera, quella che crea un'atmosfera al centro del campo. Sta per cominciare il derby, comincia Y Sport Hockey Valdagno, Broker Hockey Bassano. Un saluto speciale per gli amici portoghesi collegati con noi. Un abrazo de Valdagno a todos os fãs de Hockey Patins che nos seguono da Portugal. E andiamo con le formazioni in campo partendo dagli ospiti. Il numero 12 è il portiere Valentin Grimalt, il 58 è il capitano Andrea Scuccato, il 4 il cecchino Gerard Riba, il 5 Alberto Pozzato, il 75 Fernando Montigel, il 14 è Facu Posito, il 29 Matteo Cardelle, il 55 il Ciupe Giuliano Giuliani, l'87 Francisco Ipinasar, l'altro portiere Mattia Verona, l'allenatore il signor Alessandro Bertolucci. Risponde Y Sport Hockey Valdagno, il numero 7 il capitano Leonardo Di Qui Giovanni, il 21 è il portiere Rodrigo Vieira, il 4 è Marco Tomba, il 6 Nico Crocco, l'8 Diogo Seixas, il 9 Giulio Piccoli, il 10 Thiago Sanchez, il 17 Francesco Crocco, il 75 Luca Sonorio, il 22 Filippo Vallortigara, l'allenatore il signor Federico Chico Mascaregnas. Leonardo Zordanga al cronometro, Andrea Piazza alle statistiche. Di fianco a me stasera per questo derby un momento di vero sport, almeno in questo colpo d'occhio iniziale del Palalido che non si vedeva così pieno dal derby con il Trissino. Tutto pronto per andare a incominciare, andiamo anche a capire come vogliono partire i due mister. Valdagno che avrà certamente in porta Rodrigo Vieira, mentre per Bassano ci sarà Valentin Grimalt. Bassano in maglia gialla, inserti giallo-rossi con pantalone rosso, Valdagno in completa tenuta bianca, inserti azzurri. La terna arbitrale dicevamo è Viareggina, Carmazzi e Ferrari con Fabris ausiliario. Tutto pronto per cominciare. Se qualcuno può pensare che la trasferta di Barcelos possa aver subito o portato qualche fastidio al Bassano, è meglio che se lo leva di torno subito, perché qui li abbiamo visti belli carichi in allenamento, in pre-riscaldamento. Valdagno già col quintetto dentro: Thiago Sanchez, Diogo Seixas, Nico Crocco e Luca Sonorio. Risponde Bassano con da quello che vediamo Valentin Grimalt, poi Alberto Pozzato, Gerard Riba, Frani Pinazar e Fernandole Montigel. Dunque gioca con l'esperienza di Fernando Montigel in pista, argentino anche lui, classe 86, arriva dal CFC Concepción, ha giocato un po' ovunque in Italia, Novara, Lodi, Viareggio, Follonica e adesso è in quel di Bassano.
Gerard Riba, inutile ricordarlo, è cecchino della formazione, miglior marcatore per la squadra di Ale Bertolucci, 18 centri per lui in 14 partite. Tutto pronto per cominciare, vi dicevamo del colpo d'occhio che ci terrà compagnia per questa partita. Gerard Riba al punto di battuta, pallina al centro pronta a rotolare, eccolo qua per Franny Pinazzarra, che cerca Pozzato dall'altra parte, prova ad andare giù sul nostro lato, sul lato destro della porta difesa da Rodrigo Vieira. Ancora Fernando Montigel, un Valdagno che è chiamato a una prova di carattere. Abbiamo sentito nei giorni scorsi, nonostante le 2 vittorie con Castiglione, attenzione intanto Seixas che prova, arriva l'assist per Crocco. Nonostante le 2 vittorie, Chico Mascarenhas ha chiesto scusa ai tifosi per un atteggiamento forse non ideale del suo gruppo, del suo team, un team nuovo, ha cominciato quest'anno e sta facendo bene finora. Ancora Seixas, Diogo Seixas, primo anno per lui qui a Valdagno, lui arriva da Rivadave, subito Grimalt fa vedere il numero di giocoleria, sarà ingaggio a 2, anzi sarà palla Valdagno, fischiata alta, a fischio di Ferrari. Ancora Seixas, Onorio, Diogo Seixas, pressione già alta di Gerard Riba, Thiago Sanchez che prova ad andare giù, c'è Franny Pinazzar su di lui, lo ferma con la stecca e Pinazzar poi col fisico e l'esperienza riparte Fran, che poi tiene palla, la perde sul contrasto di Lucas Onorio con Pozzato già in pressione altissima. Onorio dentro, ancora Niccolò Crocco. È una partita da vivere minuto per minuto, c'è il primo fallo di squadra fischiato a Valdagno, lo fischia Carmazzi, va giù Montigel, Fernando Montigel. Bassano sul punto di battuta, Pozzato sarà proprio l'appoggio su Montigel, chiama la distanza Carmazzi. Coppia via Regina stasera per questo derbissimo valdagnese, uno dei tanti derby veneti, ma probabilmente assieme a quello con il Trissino il più sentito dalla tifoseria anche dalla squadra. C'è un altro fallo di squadra, c'è un aggancio qui su Pozzato, agganciato senza troppi complimenti. Tutto pronto per riprendere il gioco, 2 minuti e mezzo, ancora 0-0 al Palalido tra Y Sport che è Valdagno e Ubrocker Bassano, con Montigel nell'angolo. Il fallo di squadra è fischiato a Bassano, contrasto tra Seixas e Riba, portoghese e spagnolo. Anche per Gerard Riba, campione europeo under 23 nel 2023, 165 gol in carriera per lui, spagnolo Igualada. Tanto Thiago Sanchez prova, la mette in mezzo lì, più veloce di tutti è proprio Gerard Riba, attacca tutto organico adesso Bassano con Franny Pinazzarra che appoggia proprio su Riba sulla sua tre quarti. Montigel, giocatore di grandissima esperienza, intanto è fischiato un fallo in attacco. Per battere può battere dove vuole, ma al di là della propria metà campo Valdagno, con Seixas per Sanchez che cambia lato dove c'è Lucas Onorio. Onorio cerca la botta, trova Montigel, scusate, Valentin Grimalt pronto alla risposta. Un Valentin Grimalt che ha recentemente rinunciato ad andare in nazionale, al suo posto convocato portiere del Monza, il Cacu Velasquez. Attenzione intanto Onorio e Diogo Seixas se la divorano un po' questa. La prima grandissima occasione è per la formazione di casa. Una palla che era rimasta un po' lì. Purtroppo è riuscito a ribadire in porta. Siamo già dall'altra parte con Riba che spara su Vieira. Quindi pareggiano almeno anche le occasioni. I falli di squadra ne ha 2 Valdagno, 1 Bassano. Primi 3 minuti di gioco e qua c'è da arrivare in fondo a una lunga partita.
parlo non solo del commento ma proprio del gioco. Scadono i 10, può ripartire Valdagno, Ipina-Zar, palla che rimane lì, il più lesto di tutti è Tiaguito Sanchez, il diablito valdagnese, seconda stagione per lui qui a Valdagno. Tiago Sanchez che poi accelera e lo ferma con la stecca Grimalt, che legge bene il cambio di passo del portoghese. Attenzione adesso, potenziale 2 contro 1, Riba la mette lì e Rodrigo Vieira, incredibile, qui su Pozzato a porta vuota, si distende e para Rodrigone Vieira. Questa è la seconda, anzi la terza grossa occasione, è la seconda per Bassano. Sembrava tutto facile, anzi sembrava già gol di Pozzato. Adesso c'è il cambio, fuori Frani Pinazzar, dentro Giuliano Giuliani. Anche per Frani Pinazzar 146 le sue reti in carriera, italiano di adozione naturalmente, arrivato in Italia alla corte di Maurizio Corona dalle Studiantil Sarzana, Trissino, poi Forte dei Marmi e adesso Bassano del Grappa. Montigelli intanto, Ciupe Giuliani, con le Ciupe prova ad andare via, attenzione c'è, devono intervenire in tre. Fallo di squadra fischiato al Valdagno, terzo fallo, stava andando da solo verso Rodrigo Vieira, il Ciupe Giuliani. Carmazzi al tavolo, parlare con Alberto Fabris, l'ausiliare di stasera. Un Ale Bertolucci più tranquillo del solito lì in panchina. D'altra parte Bassano arriva qui con il primato e anche la miglior difesa del campionato. Ancora Giuliani che riprende a movimentare pallina sul parquet che è stato per 3 anni il suo. È arrivato qui dal CPC dopo con il titolo di campione del mondo Under 19 conquistato dall'Albi Celeste al Cantoni. Grande opportunità ancora per Montigelli che non riesce a ribadire. Ciupe Giuliani, Montigelli spazzato basso appena fuori dal palo sinistro per la porta difesa da Vieira. Sanchez che accelera, poi dietro per Nico Crocco, c'è capitano di qui Giovanni, gli dà il cambio in questo momento. 4 contro 3 adesso, Riba non trova la porta per buona sorte valdagnese. Giuliani, il Ciupe che però stasera la casacca giallo-rossa, l'ex di lusso di questo incontro. Il fallo di squadra ha fischiato al Valdagno, si sta un po' caricando di falli a formazione di casa, c'è pressione. C'è pressione sulla formazione di casa, deve ricorrere un po' di falli. Adesso fuori anche Luca Sonorio, dentro Francesco Crocco. Intanto a Sarzana, Trissino avanti 1-0. Grazie Andrea. È un lusso qui avere anche il supporto per le statistiche in questo derbissimo. Torniamo in diretta col Ciupe Giuliani che manovra retroporta per Pozzato. Ora Pozzato largo a cercare Montigel che è dentro dal primo minuto. Gerard Riba che accelera. Di qui Giovanni con l'esperienza. Poi ancora Tierno Sanchez, Seixas, ancora Sanchez, Seixas. Prova la botta Seixas, c'è il Ciupe Giuliani, attende l'arrivo di qualcuno. Pozzato dall'altro lato, aspetta Riba e ci fischia ancora contro Carmazzi e quindi sesto fallo Valdagno.
dopo 7 minuti, un po' pochino. Pozzato il Ciupe sul punto di battuta. Vediamo lo schema per Gerard Riba che va dall'altra parte, riceve in questo momento sull'assist di Giuliani, 55, la finta di Giuliani, poi Thiago Sanchez, la botta di Sanchez, esce bene Grimalt, qui schiacciato su per la balaustra Thiago Sanchez, tutto regolare, si può continuare a giocare. Quindi Francesco Crocco prova ad andare lui, ancora Sanchez, la botta di Sanchez, pallina che si impenna, Montigelli a gestire. Fernando Montigelli che fa un po' da regista arretrato di questo Valdagno, intanto scusate, di questo Bassano. Rientra Ipinazar, fuori Pozzato. Ipinazar Francisco, numero 87. Intanto il Ciupe che parte dalla sua tre quarti, prova ad accelerare, i suoi usuali slalom, siamo abituati a vedere su questo parquet. Giù per Montigelli, adesso va a girare pallina, tentativo di Frani Pinazar deviato, e allora si lotta adesso lì alla balaustra tra il Ciupe e Francesco Crocco. Sarà palla 2, time out chiesto da Ale Bertolucci, che ha al cancelletto Capitan Scuccato, il numero 58. Tanto dicevamo, l'altra partita giochi in contemporanea è Sarzana-Trissino, con Trissino avanti per 1-0. Andiamo a rivedere intanto le occasioni più importanti. Questa secondo me è la più, questa l'azione praticamente a porta vuota, ma si distende para Vieira. Gli altri risultati giocati ieri sera: Lodi 5, Grosseto 3, Breganze importante vittoria in casa 1-0 sull'FP. In quel di Follonica, nel derby Follonica-Viareggio, la spunta il CGC. E Novara in casa 7-1 al Castiglione. Adesso le altre due sono appunto Sarzana-Trissino, con Trissino avanti 1-0, e Valdagno-Bassano 0-0 qui al Palalido di Valdagno. Valdagno un po' carico di falli, già 6. D'altra parte la partita non è di quelle dove si possono fare troppi complimenti, perché la capolista è la capolista, e quindi è necessario un atteggiamento di un certo tipo. Intanto Sanchez e il Ciupe sulla palla contesa, è entrato anche Facu Posito, che lui arriva dal Breganze. Facu classe 97, italo-argentino. Thiago Sanchez che la recupera, scarico per Francesco Crocco, che può superare la metà campo, c'è Facu Posito su di lui. Scambio con la finta di scambio, ma invece retroporta Crocco. Dentro anche Giulio Piccoli, primo anno per lui qui a Valdagno, è uno dei motorini della formazione di Chico Mascarenhas. Sa fare un po' di tutto, attacca l'uomo, salta l'uomo, attacca gli spazi, quando gli capita anche il vizio del gol. Intanto il Ciupe Giuliani dritto per dritto, e poi troppo facile qui la palla che rimane lì, Scuccato per Facu Posito, che deve solo metterla alle spalle di Vieira. Un po' troppo facile per Bassano. Fa 1-0 Bassano, dunque Facu Posito a 16:46 dalla fine di questo primo tempo porta in vantaggio la capolista.
abbiamo l'opportunità di andare a rivedere una palla che è rimasta lì, un assist facile. Occasioni così, se le lasci a una formazione come il Bassano, la punizione è immediata e fa abbastanza male, perché adesso Valdagno è sotto 1-0 qui al Palalido. Tanto caparbio di qui Giovanni, cerca una conclusione stoppata da un patino, no, dal rumore che abbiamo sentito fin qui in tribuna stampa, nonostante il tifo incessante di entrambe le tifoserie. Due curve gremite, così come è gremito in ogni ordine di posti anche la tribuna del Palalido. Di qui Giovanni, prova ad andare il capitano, adesso il Leoncino di Germania, poi c'è ancora fallo di squadra fischiato a Valdagno, però la sensazione è che al momento c'è un po' di fischio a senso unico. Andiamo a rivedere. Il blocco irregolare mi pareva di Facu, però sapete che è nostra abitudine non commentare le decisioni arbitrali. Valdagno deve gestire una situazione con 7 falli di squadra. Scuccato il capitano a gestire per Gerard Riba, che può caricare il tiro, la finta, l'intercetto di qui Giovanni, poi ancora Riba, in vantaggio Giulio Piccoli che accelera e riparte, e qui subisce fallo, secondo fallo fischiato ai giallorossi. Stava andando via, lo spende in maniera corretta la formazione ospite, che sarà ancora nella nostra tre quarti. Intanto in quel di Sarzana non ci sta, pareggia il conto 1-1 tra Sarzana e Trissino. Francesco Crocco prova la botta, pallina che finisce in tribuna, centra il caschetto tra casco e traversa. Palla che rientra in pista adesso. È rientrato anche Luca Sonorio. Francesco, c'è il colpo sul bastone di Frani Pinazzarra. Terzo fallo. Giulio Piccoli sul punto di battuta. Bassano 1, Valdagno 0 qui al Palalido di Valdagno. 15-15 da giocare. Squadra di casa caricata di ben 7 falli. Piccoli, Onorio, poi la perde Scuccato in modalità difensiva. Vedete la pressione che mette Bassano sul portatore di palla valdagnese, pressa tutto campo molto alto. Bertolucci non vuole dare spazio e riferimenti ai giocatori di casa. Si lamenta Onorio per una trattenuta, poi Gerard Riba va da solo, Riba, Francesco Crocco, poi prova a ripartire Frank, qui c'è qui adesso andiamo a rivedere l'intervento. Vabbè, ognuno si faccia la propria opinione qui, perché se dico la mia poi magari mi deferiscono. Poi l'altro siparietto è che qualcuno
incita alla ripartenza, qualcuno fischia gioco fermo, adesso chiaramente vediamo cosa decideranno, come saranno i... C'è Ferrari, è andato a discutere con Max Caneva, il vice di Chico Mascarenhas. Tutto fermo a 14:25. Vediamo se è tutto pronto per ripartire. Adesso non so dal punto di vista del timing se ci saranno delle variazioni. Il gioco è fermo da almeno un paio di minuti, 14:25 da giocare, qui c'è un conciliabolo in pista. E adesso tutto pronto per ripartire, la palla sarà, da quello che vedo, Valdagnese chiama la distanza. Il vecchio Volpone di Montigello guadagna sicuramente un metro, guadagna anche pallina Montigello e poi riesce, cercato di servire Pozzato, che nel frattempo è rientrato in pista. Giulio Piccoli, dicevo, c'è pressione altissima sul portatore di palla Valdagnese, quindi è veramente complicato per la formazione di casa imbastire azioni d'attacco che possono risultare efficaci sulla difesa schierata di Bassano. Onorio ha cercato il tocco di Fino sotto le gambe del portiere. Adesso può ripartire in 10 Valdagno. Giulio Piccoli, ancora Onorio, conquista palla e poi gran conclusione, Grimalte che risponde con la spalla. Montigello che la rimbastisce per Valdagno. 13:24 alla fine del primo tempo, Bassano avanti 1-0, la rete di Facuposito. E qui poi c'è un'incomprensione, la palla che resta lì e la riprende ancora Bassano, che attacca con Scuccato, poi Pozzato, retroporta per il capitano. Scarico per Montigello. Frani Pinazzara, vediamo se cerca la botta dalla sua mattonella lì, di solito dal suo fianco sul lato destro della porta difesa da Vieira. Ha preferito un assist verso Pozzato. Montigello, retroporta, attenzione, Lucas Onorio, e poi il Ciupe è rientrato anche lui, fa girare molto. Conclusione del Ciupe, Rodrigo Vieira. Di qui Giovanni, ancora Giulio Piccoli, ancora Onorio. 29 secondi per andare al tiro, di qui Giovanni retroporta con Pozzato, si oppone efficacemente a Di qui Giovanni. Il Ciupe Giuliani, gran palla dentro, l'ideona di Giuliani per Pozzato, poi Di qui Giovanni, scarico per Onorio, anzi per Seixas che ha cercato Onorio. Montigello all'ultimo, è un Bassano che fa capire abbastanza bene perché si trova là in cima, grazie anche a uno sgambetto valdagnese altissimo. E la botta ancora Giuliani, e Rodrigo Vieira giustamente richiama i suoi a concedere un tiro del genere al Ciupe, è abbastanza pericoloso. Intanto Giulio Piccoli
che scivola al momento, si è fatto tentare dal tiro, fuori il di qui, dentro Thiago Sanchez, è rientrato il Thiago, cerca di far girare i suoi adesso. Chico Mascarenhas, Sanchez dentro Montiel, ancora lui, l'esperienza del Fernando qui. Tanto il ciup è Frani Pinazar, trova il gambalone in pantalla qui Rodrigo Vieira, ancora lui. Tanto ci riprova ancora in velocità il Diablito, cerca retroporta Lucas Sonorio. Time out chiamato da Chico Mascarenhas. Tanto dentro anche Marco Tomba e dà il cambio a Lucas Sonorio. 10:38 da giocare in questo primo tempo. Bassano sempre avanti 1-0 con la rete di Esposito 7 minuti fa. In quel di Sarzana intanto Trissino è tornato avanti 2-1. Qui invece Bassano è in vantaggio per 1-0. Bassano con Pozzato, Scuccato, Montiel e il Ciupe Giuliani. Guadagno adesso con Crocco, Sanchez, Tomba e Diogo Seixas. Il più anziano è Diogo. Guadagno che ha la media età 22, anche con l'arrivo di Filippo Valortigara che è tornato in panchina. Classe 2009, giusto per essere chiari. Intanto Tomba a toccare la prima pallina per Sanchez con Pozzato e Montiel, eccoli lì. Scusate. Tanto Thiago Sanchez, adesso è sempre alta la pressione del Bassano, è sulla linea di metà campo e oltre, anche se Valdagno prova a tenere lontano almeno un giocatore bassanese. Poi cade Nico Crocco, attenzione Montiel, riescono all'ultimo a stoppare la conclusione al Monti. Una volta c'era la sfida tra Montivero e Montiel, ai tempi di Valdagno Viareggio. Tanto Diogo Seixas sulla linea di centrocampo per Thiago Sanchez, molto chiuso qui Valdagno, scusate Bassano chiude bene le opportunità per il Valdagno. Poi pallina che resta lì, la riconquista Tomba, poi Crocco deve metterla lì, la butta un po' via qui proprio sulla pressione Thiago Sanchez che la recupera. Diogo Seixas continua a provare ad attaccare, molto chiuso lì, poi c'è quel volpone di Grimalt che ricordiamo non è in nazionale solo per sua scelta, perché altrimenti sarebbe stato ampiamente convocato. Il Ciupe Giuliani, c'è il cambio in difesa tra Tomba e Crocco proprio sul 55 ex Valdagno. Montiel, poi Scuccato, scusate Giuliani, Scuccato il 58, Giuliani 55, Montiel gioca sulla linea di centrocampo, adesso deve anche andare al tiro, trova il contatto, può ripartire i 45, 8,5 da giocare in questo primo tempo con Bassano sempre avanti 1-0, la rete di Facu Esposito. Un po' di pressione anche Valdagno adesso che accetta l'1 contro 1.
Scuccato la va a recuperare il capitano, poi si lotta lì in balaustra, palla 2 perché non è più giocabile la pallina. Time out Bertolucci, chiamato da Ale Bertolucci questo time out. 8 minuti alla fine di questo primo tempo, Bassano avanti 1-0. Valdagno che resta lì attaccato alla partita. Dal punto di vista tattico il vantaggio adesso naturalmente è tutto giallo-rosso, perché la partita la deve fare Valdagno. Bassano può aspettare e ripartire con i giocatori che ha a disposizione. Ale Bertolucci è una tattica ideale, perché avete visto prima la rapidità con la quale gli ospiti riescono ad andare a concludere, è assolutamente incredibile. Con Riba e i Pinazzara adesso dentro ancora il cecchino Gerard Riba, classe 2002, ha vinto un europeo under 23, poi ha vinto anche con la sua Igualada, quando giocava Igualada stagione 2024, la VSE Cup, battendo proprio Igualada in finale 4-2 il Follonica. 4 gol di Nils Servera in quell'occasione, un incubo per Leo Barozzi. Intanto riparte il sostegno della curva valdagnese che chiama i propri beniamini. Valdagno che riparte con Diogo Seixas, Marco Tomba incrocia il passo e accelera a superare la metà campo. Scambio con Seixas, c'è super pressione Bassano. Riconquista pallina proprio per questa pressione sul portatore di palla valdagnese. Ancora Gerard Riba, poi Pinazzara prova ad andare per vie centrali, scarico per Scuccato, ancora per vie centrali Pinazzara, trova l'angolo con Pozzato. Gran giro pallina qui del Bassano in queste circostanze. Fallo di squadra, ottavo fallo Valdagno. Al prossimo ci sarà Lucina rossa accesa sul totem lato panchina bianco-azzurra per i padroni di casa. 8 falli che sono legati alla grande pressione che Bassano sta mettendo nel gioco, nella partita. Scuccato, lo scarico per Frani Pinazzara, non è preciso il suo assist, ha cercato una pallina piuttosto complicata. Thiago Sanchez, decisamente un bel rischio qui, passaggio da 30 metri letto bene dai bassanesi. Ancora Sanchez in possesso, supera la metà campo, scambio con Nico Crocco. Diogo Seixas, il tentativo di Nico Crocco, gambale e bastone per Grimalto, ordinaria amministrazione per questo numero 12 che difende la gabbia bassanese. Frani Pinazzara giù per Scuccato, ancora Pinazzara che rimane qua, va giù adesso, lo ferma Nico Crocco, c'è Seixas di là, Thiago Sanchez, Crocco sigilla tutto lì, muro nero, e siamo già dall'altra parte. L'idea dentro, l'intercetto della pallina da parte di Marco Tomba che prova a far ripartire i suoi, ma ancora Bassano, Nico Crocco, poi c'è una spinta abbastanza evidente
Andiamo a rivedere, e qua c'è questa spinta alle spalle, qui è assolutamente incredibile. Non so, penso che vedete la stessa partita che vedo io. Da un potenziale cartellino blu Bassano a un cartellino giallo Valdagno andiamo bene. Poi va bene stare zitti, però c'è un limite a tutto. Torniamo in diretta, 5:55 da giocare. E anche fallo, anche nono fallo Valdagno, straordinario qui. Veramente straordinario. Montigelli a gestire con Francisco Ipinazzarra. Poi Marco Tomba che prova recupero, la botta di Marco Tomba non trova Montigelli, scusate, trova Grimalt con Montigelli di fianco a gestire la pallina. Intanto a Sarzana, Trissino 3, Sarzana 1. Trissino che sta ribadendo anche lui la sua superiorità. Poi Diogo Seixas, intercetto, l'assist per Riba, ancora Seixas. Fallo di squadra fischiato a Bassano sul tentativo. Andiamo a rivedere. E questo colpo col bastone. .33 da giocare. Bassano avanti 1-0, palla che sarà valdagnese, quarto fallo fischiato alla formazione ospite. Valdagno già con luce rossa accesa, 9 falli. Qui c'è da sudare le classiche 7 camicie a commentare una partita di questa intensità. Tanto Thiago Sanchez prova esterno della rete, Marco Tomba retroporta con Frani Pinazzara, la recupera lui. Poi Francisco Pinazzara esce con autorità. Scuccato, scusate, Facuposito, Pozzato. Ancora Pozzato, porta un po' a spasso, d'altra parte non ha fretta di affondare l'azione. Il Bassano è avanti 1-0 e può tranquillamente gestire la partita. Ancora Montigelli. Rischia qualcosa qui anche Fernando. Il Pinazzara poi va a riprendersi anche la propria ribattuta. Montigelli, palla che resta lì, bomba per Sanchez, l'intercetto. Siamo già dall'altra parte. Il Pinazzara, Pozzato. E poi l'intercetto in modalità difensiva, tomba per Nico Crocco, per Francesco Crocco, rientrato Lucas Sonorio. La batta, il gol, che gol ragazzi, Pozzato, bomba nel set, incredibile.
Fa 2-0 Bassano, andiamo a rivedere perché questo qui è veramente una rete di pregevolissima fattura. Riparte 1 contro 1, non ci pensa, tira secco nel set. Trovo un set complicato, ma chi segna ha sempre ragione. 2-0 Bassano, il gol di Alberto Pozzato. Alberto Pozzato segna il suo 116esimo gol in carriera, quarta stagione a Bassano, arrivato nel 2022 dal Sandrigo, classe 94, e va a tabellino. Dunque Valdagno costretto sulla linea di metà campo, dischetto centrale con Thiago Sanchez, prova lui, c'è ancora l'intercetto di Frani Pinazzara, che lui è molto efficace in questa formazione, poi la botta giù e cercare Facuposito. 3:40 da giocare, fa possesso adesso Bassano, 2-0, si può fare, la partita deve farla forzatamente Valdagno, poi viene via di forza Giuliani. Diogo Seixas per Lucas Onorio. Cespica su Ferrari, tutto a posto per continuare a giocare. No, l'errore di Sanchez, di Pinazzar, Cune, il numero di Pinazzar, poi non conclude. Tanta roba qui ragazzi, d'accordo l'errore, ma qui la classe cristallina di Frani Pinazzar. Francesco Crocco, poi Thiago Sanchez, retroporta. Valdagno sta, anzi attenzione, Montigel che ruba palla, la finta di Montigel, non ci casca Francesco Crocco, poi la recupera Diogo Seixas, prova ad andare. Qui è difficile quando hai davanti il Montigel in modalità difesa. Sanchez, retroporta. Sempre Grimaldi e Montigel, e qui parata col casco, aveva la testa dall'altra parte. Ancora Lucas Onorio, ancora Grimaldi che chiama la calma i suoi 2 minuti. Ciupe Giuliani, Diogo Seixas preferisce un appoggio pratico su Sanchez. Onorio prova, qua ci sono stecche da tutte le parti. Ancora Onorio, attenzione, brutto fallo qui secondo me di Montigel, non rilevano nulla gli arbitri. Adesso abbiamo 2 uomini a terra. Lucas Onorio che ha qualcosa da dire ai Pinazzar. Andiamo a rivedere. Qui c'è sto bel contatto. (1:26 da giocare), partita adesso con un paio di blu, d'altra parte senza blu che derby sarebbe, quindi vedremo 1 minuto e mezzo accademico 3 contro 3, e da questo punto di vista, perdonate, ma sicuramente lo spettacolo ne guadagna. Partita che finora si è mantenuta su buoni livelli.
Sì, il tabellone ha riportato la seconda rete del Bassano, siamo 2-0. Partita ancora ferma per questo doppio blu. Siamo in pausa qui, sono stato di capire dalla nostra postazione, non abbiamo possibilità non abbiamo il team radio come in Formula 1 o come nello sci, come abbiamo visto recentemente alle Olimpiadi. Sanchez Piccoli e Francesco Crocco, Montigel, Giuliani e Pozzato dall'altra parte per questo minuto e mezzo. Prova Francesco Crocco, lo ferma Giuliani. Che poi lo mette giù senza troppi complimenti. Fallo di squadra numero 5 per Bassano. Tabellone nel frattempo aggiornato. Ancora Crocco adesso a gestire. Esce Thiago Sanchez con Pozzato, ultimo giro di lancette. Ci saranno altri 30 secondi poi nel secondo tempo per chiudere l'inferiorità numerica del 3 contro 3. Sanchez che prova, pallina che resta lì. Scaduti i 10, quindi palla che rientra per 40 secondi, lo può tenere fino alla fine Bassano. Vediamo che soluzione utilizzerà la squadra di Mirko Bertolucci, che è avanti 2-0. Montigel supera la metà campo per non incorrere nella penalità, poi c'è Piccoli, prova ad andare 1 contro 1. Tiene pallina Fernando. Decimo fallo a 21 secondi dalla fine, meglio spenderlo adesso. Va lo specialista, The Specialist qui già arriva, giusto per tenere alto il suo, potenzialmente alto il suo score. Gianarriba contro Vieira, Don Rodrigo Vieira. Vediamo che soluzione sceglie il giallo-rosso. Tutto pronto, le finte di Riba, la parata di Vieira. Guadagno esce indenne dal decimo fallo, ultimi 12 secondi. Sanchez prova, Pozzato con la stecca in difesa, un bell'intervento. Due secondi e 3 decimi. Fallo numero 6 per Bassano. C'è da asciugare, ma
Mascarenhas che dà indicazioni, 2 secondi e 3 decimi alla fine di questo primo tempo, con i giallorossi avanti 2-0 qui al Palalido. Le reti di Posito e Pozzato. Valdagno che ha superato indenne lo scoglio del 10° fallo di squadra. Si gioca 3 contro 3 per il doppio blu. I Pinazar Onorio, piccoli a gestire. Penso che Valdagno potrà andare al massimo al tiro, vediamo un po'. La botta, il palo esterno, e vabbè, palo esterno a un secondo dalla fine. Primo tempo che si chiude con Bassano avanti 2-0, con le riprese di Bauce, la regia di Flavio Zattera. Ci risentiamo tra una decina di minuti, sempre qui in diretta dal Palalido.
Ben ricollegati in diretta con il Palalido di Valdagno, Y Sport che è Valdagno, Brocker Bassano hanno dato vita a un primo tempo spumeggiante. Le bollicine evidentemente le bevono meglio dalle parti del Ponte degli Alpini, sono avanti 2-0 grazie ai gol di Posito e Pozzato. Squadre che rientrano in pista, ancora 3 contro 3 con Bassano con Grimalti in porta, Pozzato, Giuliani e Montigel, Valdagno con Rodrigo Vieira, Diogo Seixas, Thiago Sanchez e Francesco Crocco. Dunque questo è il 3 contro 3, tutto pronto, fischia Carmazzi, si può ripartire. Seixas, la respinta direttamente nelle mani di Ale Bertolucci. Si riparte al fischio, ripeto, siamo ancora 3 contro 3 per il doppio blu del primo tempo. Thiago Sanchez, leggermente troppo lungo il tentativo di assist di Sanchez su Crocco, con Grimalt a gestire la pallina. Intanto Valdagno che può superare nuovamente la metà campo, il tentativo di Sanchez, poi riesce a intervenire sulla pallina Diogo Seixas. Pozzato stava andando 1 contro 1. Siamo tornati intanto 4 contro 4. Rientrato Francisco Il Pinazzar. Fran, adesso si lotta lì Pozzato con Seixas, alla meglio il Ciupe Giuliani, ma c'è fallo di squadra fischiato a Bassano. 10-7 il conto dei falli, 10 Valdagno, 7 Bassano. Primo minuto di questo secondo tempo, Bassano 2, Valdagno 0 per quello che riguarda il conteggio delle reti in questo derby, mentre Trissino è sempre avanti in quel di Sarzana per 3-1. E qui naturalmente parliamo dell'alta classifica, della zona capolista, quindi Bassano che al momento ribadisce il suo primato. Giuliano Giuliani intanto l'avrò scatenato stasera il Ciupe qui su un parquet che conosce molto bene, 3 stagioni per lui, ha lasciato un bellissimo ricordo questo San Juanino. Retroporta Montigel adesso, ritmi che sono naturalmente leggermente più blandi. La partita adesso la deve fare Valdagno perché il doppio vantaggio consente a Bassano una tranquilla gestione. Cerca l'alza e schiaccia, lo trova anche Pozzato, trova anche Rodrigo Vieira a rispondere, presente. Thiago Sanchez, Diogo Seixas. Seixas, gran pressione sempre. È un Bassano che si muove con i movimenti classici delle squadre di Ale Bertolucci. Pozzato intanto stoppa Francesco Crocco, fa ripartire il Ciupe Giuliani e il Pinazzar ha un'opportunità. Rodrigo Vieira si distende e dice di no. Seixas, siamo già dall'altra parte con Sanchez. Sanchez e Grimalt. Stasera Valdagno adesso è sotto la curva sud, la curva che è occupata dalla tifoseria organizzata giallorossa. Idea dentro il Ciupe Giuliani, il più rapido di tutti, stasera veramente sente la partita. C'è il fallo di squadra, 11° fallo fischiato a Valdagno, arriva dopo 3 minuti di questo secondo tempo. Il prossimo step per la punizione di prima è a 15 falli per Valdagno, 10 per Bassano. Frani Pinazzar in balaustra per Montigel che vede lo spazio per l'assist, poi ritorna sui suoi passi, serve ancora il Ciupe, carica la bomba il Ciupe
Il Ciupe Giuliani fa 3-0, secolia a sinistra di Rodrigo Vieira. Andiamo a rivedere questo che per le statistiche è il 100° gol in carriera del Ciupe Giuliani, gol numero 100 per lui, mentre in stagione è il 12° in 17 gare. E dunque 3-0 Bassano che scappa via. Ancora Giuliani. Dunque arriva come una sentenza il gol dell'ex, poi ancora l'assist di Giuliani per Pozzato e adesso 1-2 micidiale della formazione ospite che va 4-0. Ancora Pozzato, doppietta per lui. Sull'assist di Giuliano Giuliani, dunque un gol e un assist per l'ex di turno. In 30 secondi ne fa 2 Bassano e va 4-0. Time out chiesto da Chico Mascarenhas nel momento più complicato della partita. Adesso chiaramente per Bassano tutto in discesa, tutto sul velluto. Naturalmente mancano ancora 21 minuti e 29 secondi. Nell'hockey è un tempo piuttosto lungo, ma per quello che abbiamo visto finora in pista indubbiamente la chiave tattica è a favore degli ospiti che conducono 4-0 qui al Palalido. Sanchez prova, non trova ancora, attenzione intanto Lucas Sonorio, scusate Diogo Seixas, poi Crocco, Sanchez, ancora Crocco. La difficoltà anche per l'anziano commentatore. Ancora il Ciupe Giuliani, la recupera di qui Giovanni. Adesso evidentemente, come dicevamo, le opportunità saranno sicuramente più per Bassano, perché la partita sul 4-0 la devi provare a riaprire. Contemporaneamente offri anche il fianco al micidiale contropiede giallo-rosso. Ancora Seixas, riesce l'aggancio e allora Frani Pinazzar, Pozzato con di qui Giovanni. Fuori Francesco Crocco, dentro Lucas Sonorio. Adesso Ferrari, cartellino giallo a Francesco Crocco. Ma siamo lontani dalla a video non abbiamo molto da interpretare. E 12° fallo di squadra Valdagno. 20 e 28, manca ancora un'eternità, ma Bassano è avanti di 4 reti. Nel primo tempo Posito e Pozzato, e nel secondo tempo boom boom Giuliani Pozzato ancora. Tanto scuccato corpo a corpo con di qui Giovanni.
Adesso Ferrari si è trovato nel bel mezzo dell'azione, probabilmente un colpo subito, vediamo un po'. È ancora ferma a 20 e 14 alla fine, 12 falli Valdagno, 7 Bassano. Mentre in quel di Sarzana ha accorciato le distanze, Sarzana 2, Trissino 3 in questo secondo tempo. Sono partiti un po' prima di noi, quindi probabilmente sono già un pochino più avanti nel timing. Intanto torniamo in diretta con Scuccato per Giuliani, poi Frani Pinazzara. Diciamo prima è un Bassano che si muove secondo gli schemi di Ale Bertolucci, che non ha degli schemi veri e propri ma dei movimenti, tipologia di gestione della squadra tutta sua, e naturalmente siccome chi vince ha sempre ragione, questa tipologia di gestione per ora è assolutamente fruttifera e positiva. 42 punti in classifica e primo posto per i giallorossi. Thiago Sanchez, pallina che stava uscendo ed poteva essere preda di... Lì c'è l'errore di Sanchez, la botta di Frani Pinazzara, la risposta di Rodrigo Vieira, poi la pallina che stava rimanendo dalle parti di Pinazzara. Sanchez Onorio, risposta di Grimalt, poi Frani Pinazzara. Sanchez fa ripartire Diogo Seixas col caschetto. Valentin Grimalt, ancora clean sheet per lui in questo derby. Poi sceglie di andare sulla balaustra Pozzato, lo ferma di qui Giovanni che poi fa ripartire Sanchez. Onorio supera la metà campo, prova ad accentrarsi Onorio, l'assist per Diogo Seixas, ancora Sanchez. Intervento di Grimalt al di qua della linea blu, quindi regolarissimo. Ora Lucas Onorio, c'è pressione sempre sui valdagnesi. Sanchez prova ad andare via, la mette lì col pattino, adesso si può fare. Il Pinazzar in gestione modalità difensiva, Scuccato, poi vanno giù in due. Sarà da asciugare la pista, penso, vediamo. No, si continua a giocare. Scuccato per Ciuppe Giuliani. Giuliani veramente sugli scudi in questo derby. Al di là del gol dell'ex, anche l'assist dell'ex nei micidiali primi minuti di questo secondo tempo. Ancora Giuliani, prova il tiro, Giuliani, bomba. Poi di qui Giovanni lotta con Gerard Riba, si lancia Sanchez! Thiago Sanchez sul cost to cost di Leo Di Qui Giovanni. E c'è il gol dei padroni di casa. Toglie lo 0 dal tabellino. Andiamo a rivedere, c'è questo cost to cost e poi Sanchez si aspetta che Grimalt vada giù, lo mette nell'altro 7. Contemporaneo gol anche del Trissino a Sarzana che fa 4-2. Dunque cambia il risultato qui a Valdagno. Bassano 4, Valdagno 1. Montigel retroporta, ha scelto per questo derby un giocatore di fisico ed esperienza. C'è il fallo di squadra
va giù Scuccato, 13° fallo Valdagno. Tra 17 il conteggio falli, 17:32 da giocare. Gerard Riba, Facu Posito, l'autore del primo gol bassanese. Thiago Sanchez che supera la metà campo, chiama un po' di schemi, tutti marcatissimi valdagnesi. Adesso accetta naturalmente la sfida 1 contro 1, Valdagno non ha opzioni, anche perché deve assolutamente fare la partita. Finora è riuscito nell'intento di togliere lo 0 dal tabellino. Sono ancora 3 i gol di vantaggio degli ospiti, che tra qualche minuto potranno pensare di gestire il cronometro. Ancora Sanchez che prova, Grimalt risponde al guantone, dentro anche Nicolò Crocco. Leo Di Qui Giovanni, su il cost to cost prima. Sanchez prova a metterla lì, c'era Riba, Facu Posito, va 1 contro 1, Rodrigo Vieira, doppio intervento sugli scudi, il portierone valdagnese, nonostante le 4 reti subite, si è esibito sia nel primo che adesso in questo secondo tempo in un paio di interventi testa a testa, come si usa nel gergo. Gerard Riba, fallo di squadra numero 14. Anche qui mi astengo. 15:57 da giocare. Si prende un giallo Chico Mascarenhas. Anzi 15:57 il tempo che rimane alla fine di questo incontro. C'è un consulto a 3, Carmazzi, Ferrari e Fabris. Gerard Riba intanto fa ricominciare a rotolare la pallina. Fernando Montigello, va giù Sanchez, arriva Luca Sonorio e c'è il secondo gol del Valdagno. Questa pallina che resta lì, riparte in velocità la formazione di casa. L'assist di Onorio per Seixas, porta vuota, ma 4-2. Valdagno che tra l'altro c'è già luce rossa accesa perché è già a carico di 14 falli di squadra. La reazione d'orgoglio della formazione di casa che ne fa 2 nel giro di 3 minuti, risponde alla doppietta iniziale dell'inizio secondo tempo del Bassano. Valdagno 2, Bassano 4, 2-4 anche in quel di Sarzana, dove il Trissino è avanti sulla squadra del presidente Corona. Time out chiesto da Ale Bertolucci, mentre vuole riassettare il team. Sceglie Riba, Montigello, Facu Posito e Capitan Scuccato.
Un'altra delle considerazioni che sono obbligato a fare è quella sui chili e centimetri che può schierare Ale Bertolucci, e dunque si riparte dalla linea di metà campo con Faccu Posito, battuta lunga per Montigello. E fallo di squadra numero 15 per Valdagno. Adesso non ho visto, credo cartellino rosso per dirigente Valdagno. Attenzione di prima, si rincarica un altro degli specialisti che ha a disposizione Alessandro Bertolucci, cioè il Ciuppe Giuliani. Giuliani contro Vieira, Argentina contro Portogallo. Tutto pronto, Giuliani contro Seixas. Parte Giuliano Giuliani, serie di finte, non gli riesce, l'alzo e schiaccia, e quindi si rimane sul risultato di 4-2. Valdagno ha altre 5 falli di squadra da spendere, consentitemi questa considerazione. Nico Crocco per vie centrali, è considerato vantaggio. Si continua a giocare. Montigello, il Super Fernando qui. Bravo. Luca Sonorio, un altro fallo di squadra. Adesso c'è un giallo anche per Ale Bertolucci, la partita si sta un po' scaldando adesso chiaramente, perché c'è giallo a Thiago Sanchez, mentre Trissino porta a 5 le sue realizzazioni e va sul 5-2. Adesso un po' spezzettata, ne risente un po' sicuramente lo spettacolo. (14:56) ancora da giocare in questo derby al Palalido di Valdagno. Bassano avanti 4-2. Si può ricominciare a giocare, diciamo, l'importante è che poi non scendiamo in troppa transagonistica, perché poi magari qualcuno si fa male e sarebbe veramente un peccato. Grimalta e Onorio a discutere del fatto che si dovesse o meno asciugare la pista. Crocco e Seixas
sul punto di battuta Lucas Onorio, il tocco di Grimalta oltre la linea blu, non puoi toccare la pallina, quindi palla che torna nelle stecche del Valdagno, ma azione d'attacco interrotta, deve ripartire da Onorio. Attenzione, Gerard Riba, potenziale 3 contro 2, Riba! Ancora troppo facile per Frani Pinazzar questa pallina. Un bel gol e sono 5. Il Pinazzar sfrutta un 3 contro 2, un contropiede, d'altra parte l'avevamo detto prima. La partita la deve fare Valdagno, ma ti esponi a queste azioni di contropiede che chiaramente, quando hai elementi in grado di gestirle in questo modo, portano alla conclusione. Frani Pinazzar, gran partita per lui, poi anche Gerard Riba stasera in modalità assalto per il numero 4, lo spagnolo dell'Igualada. Nico Crocco, stoppato da Frani Pinazzar, poi si lotta Seixas, Sanchez, poi va giù, tutto regolare sull'azione ancora il Pinazzar. Riba la risposta stavolta, Rodrigo Vieira limita il passivo. Adesso Ferrari è lì, c'è Pozzato. Anzi il blu è per Riba. Un colpo sotto. Non so se abbiamo la possibilità di rivedere, che da qui è difficile. Ferrari è lì a 2 passi. Naturalmente non c'è punizione di prima, perché non era certamente una chiara occasione da gol. Con il nuovo regolamento adesso c'è solo la possibilità di giocare 4 contro 3, ma attenzione, perché con i Pinazzar, Scuccato e Montigelli in campo, se sbagli qualcosa nel 4 contro 3 te li ritrovi in porta a tu per tu con Rodrigo Vieira, che stasera ha dovuto fare gli straordinari. Seixas, Onorio prova, recupera Onorio, poi di qui Giovanni, rientrato in pista il numero 7, il capitano valdagnese. Fitta rete adesso di passaggi per il triangolo mobile difensivo di Bassano, che gestisce perfettamente questa situazione. C'è da asciugare la pista, Grimaldi richiama l'attenzione, ci pensa Luca Onorio col guantone. (12:57), Bassano 5, Valdagno 2. In questo derby al Palalido di Valdagno, Montigel guarda lungo, serve dove ci vogliono secondi per recuperare la pallina, secondi preziosi per Bassano. La rapidità della squadra di Bertolucci nel gestire gli spostamenti. Seixas e il gol di Diogo Seixas, sfrutta i 2 minuti. Annullato? No, dai, è uno scherzo.
Andiamo a rivedere, vediamo, cerchiamo di capire dove sta il problema. Nel gol sembra, sinceramente non so cosa possono aver visto Carmazzi e Ferrari. Di fatto è pallina Bassano. Risultato che resta sul 5-2. No, vabbè. Sì che anche nella partita di andata ce ne avevano già negato uno di gol. C'è Montigelli e il gol di Montigelli in contropiede, avevamo detto prima, e quindi da gol negato a gol fatto la mette in ghiaccio Bassano. 6-2, primo set Bassano. E poi c'è cartellino rosso del capitano del Valdagno, questo non abbiamo sinceramente capito. Adesso però ragazzi, già stanno vincendo 6-2, se ci dai il rosso così vabbè, andiamo a vedere. Io capisco tante cose, ma qualche volta è abbastanza complicato. Non ho immagini, non so cosa sia successo. Lo leggeremo nelle righe del giudice sportivo. Comunque cartellino rosso, perciò Valdagno giocherà su 4 minuti in inferiorità, anzi ancora un minuto probabilmente in 3 contro 3, poi giocherà circa 3 minuti in inferiorità. Comunque 16 falle di squadra e anche un rosso. Come dicevamo, il 4 contro 3, se sbagli qualcosa te lo ritrovi in porta. Ci ha pensato Fernando Montigelli a realizzare la sesta rete per gli ospiti. Numero di Luca Sonorio lì, non passa la guardia di Grimalta. Adesso può ripartire la formazione, attenzione, Gerard Riba, è da solo Riba, alta, clamoroso qui, mamma mia, regalo Bassano, polveri bagnate per l'Igualada qui, risultato che rimane sul 6-2. Adesso naturalmente avrà 4 minuti di tempo il Bassano per poter attaccare in superiorità. Luca Sonorio prova il gambale di Grimalta a dire di no. Seixas, Onorio, adesso quelli a giocare in 3 sono i valdagnesi. Va giù Seixas, ma tutto regolare per Ferrari, che è lì a 2 passi, e quindi si continua con Montigelli in possesso palla. Ancora Riba. Adesso naturalmente il quadrilatero è invertito e Valdagno a gestire il 4 contro 3, ma loro potrebbero fare tranquillamente possesso se avanti di 4. Mancano meno di 10 minuti alla fine. Attenzione, Frani Pinazar, la risposta di Rodrigo Vieira. Ancora Pozzato, poi scuccato Riba.
finta di Riba per il Pinazzar che non aggancia stavolta, per buona sorte biancoazzurra. Pozzato, Umberto Pozzato, doppietta per lui stasera. Riba cerca il numero, schiatta pallina alta, time out Bassano. Time out Bassano quando mancano 9 minuti e 22 secondi alla fine di questo derby. Mentre a Sarzana è finita, a Trissino ha vinto 5-2 con il Sarzana. Mentre qui siamo ancora lontani dalla fine per tutta la serie di episodi che ci sono stati durante l'incontro. Il cartellino rosso di Qui Giovanni per noi rimane un po' da comprendere, non abbiamo visto, o almeno mi sono sfuggite situazioni che possono essere capitate magari sotto la nostra postazione. E comunque tant'è, Valdagno giocherà ancora per circa 3 minuti in inferiorità e poi dovrà rinunciare al suo capitano. Rientrare in pista Piccoli, Crocco, i due fratelli Crocco e Piccoli adesso a gestire questi minuti. Il partito, dicevamo, è saldamente nelle mani degli ospiti della capolista. Certo che la reazione valdanese c'è stata e anche la controreazione, perdonatemi il termine, di Bassano, proprio con il numero 75 Fernandone Montigè, classe 1986. Francesco Crocco prova e poi palo non vuole entrare la pallina per Gerard Riba. Doppio palo bassanese, palla che non entra. Ancora Riba. Ciupe Giuliani cerca il numero, poi c'è anche un effetto sulla palla. Non è amico della squadra di casa. Bassano che continua a gestire. Riba, bomba! Poi i Piccoli prova ad andare via, ma c'è il raddoppio su di lui, 2 contro 1. La parata stavolta Pozzato cercava la tripletta, gliela nega la pettorina di Rodrigo Vieira, spara alta la palla. Francesco Crocco, ancora i Pinazzar, poi Pozzato, diciamo c'è il quadrilatero bassanese contro il Riba, poi Pozzato carica un'altra botta, la risposta col guantone ad allontanare di Rodrigo Vieira. Ciupe Giuliani, uno dei protagonisti di questa partita, sia come quantità, qualità di gioco. Adesso c'è un 2 contro 1 Valdagno, attenzione, ci prova Francesco Crocco, pallina alta sopra la traversa della porta difesa da Valentin Grimalta, che ha capitolato solo in un paio di occasioni. Se c'è palla lunga, chiaramente quello che ha scontato la sua penalità. E potrà andare adesso 4 contro 4. Onorio, Ciupe Giuliani, poi Gerard Riba da solo decide di puntare la porta. Riba trattenuta
fallo di squadra numero 8 fischiato a Bassano. Ne ha il doppio Valdagno, 16. Si accende il totem rosso acceso lato Bassano, poi è sfortunato Crocco, la traversa a dire di no al tentativo di tap-in da vicino di Francesco. Gerard Riba lo ferma proprio Piccoli. Abbiamo detto ancora il tuttofare di questa formazione, a schierarlo in che ruolo vuole Chico Mascarenhas. Da sottolineare il supporto di entrambe le tifoserie. Adesso c'è un gioco nuovamente interrotto a 6:37 con Ciliabolo Fabris Ferrari. Si può ricominciare a giocare con Piccoli per Francesco Crocco, per il fratello Nicolò. La botta di Crocco, si distende Grimalt, non trova il bersaglio, la squadra di Mascarenhas. Luca Sonorio gioca retroporta adesso, poi ancora Crocco. Pallina bassa a cercare un potenziale assist lì davanti. Da fare ultimi 6 minuti di questa sfida che vede tanto Piccoli, prova ad andare alla conclusione, niente da fare. Onorio si gira bene, trova Grimalt, non è potente, la conclusione del 75 biancorosso. Può ripartire Bassano con Pozzato, Ciuppe Giuliani, poi Rodrigo Vieira, imposta lui contropiede per Onorio, cerca pallina Onorio, in tre li si lotta su ogni pallina. Montigel, Piccoli, ancora Onorio. Si chiude la difesa del Bassano, un Bassano che adesso naturalmente sta contenendo e facendo possesso. Il cronometro è amico dei giallorossi, 5 minuti da giocare, 4 reti di vantaggio, partita tecnicamente già terminata. Noi la continueremo a commentare fino alla sirena naturalmente. Intanto Nico Crocco su Pozzato, Francesco Crocco allora per Luca Sonorio, prova a far ripartire i suoi, si gira Onorio dall'altra parte per Crocco, prova la botta Nico Crocco, pallina sull'esterno della rete. Soppozzato per vie centrali, Frani Pinazar. L'intercetto di Onorio che può far ripartire Francesco Crocco. Ancora Onorio, adesso in 4 a quadrato davanti a Grimalta, stile toscano. Attenzione, scivola Seixas che poi può ripartire e rientrare. Luca Sonorio retroporta, trova il passaggio, ancora a cercare Francesco Crocco. Adesso non pressa più di tanto neanche Bassano, 3:48. Prova a metterla lì e la mette Francesco Crocco, va a segno il 2007 valdagnese. E riduce un po' il gap.
Ci dicevamo un Bassano che adesso deve semplicemente contenere. 3:42 ancora da giocare. Deve asciugare la visiera Vale Grimalt con l'aiuto di Mattia Verona. Dunque il Ciupe Giuliani la va a rimettere in gioco per Montigel, non si intende col Ciupe, la può recuperare Giulio Piccoli. Ecco qua, incrocia bene il passo il trisinese, primo anno per lui, però c'è l'intercetto di Giuliani che riparte da solo. Seixas, attenzione Giuliani, poi Piccoli, Onorio. Adesso si lotta su ogni pallina, gli ultimi 3 minuti di questo derby con Bassano avanti 6-3, Pozzato retroporta con l'aiuto della balaustra, gliela porta via Francesco Crocco, l'autore dell'ultima rete valdagnese. (2:46) ancora da giocare qui al Palalido, una partita che Bassano ha indirizzato praticamente subito a suo favore sul 2-0 e poi il micidiale inizio di secondo tempo con Giuliani Pozzato. Poi Valdagno ha provato a riaprirla sul 4-2, è arrivato il contropiede con il Pinazzare e poi Montigel. Tanto attenzione, ancora lui, ancora Pozzato, stasera incontenibile il numero 5 bassanese. Mette il 7° sigillo, fa tripletta personale. Quando dicevamo che Bassano stava contenendo, poi quando hanno opportunità in contropiede, eccolo lì. (7-3) il risultato, 10 reti. Spero che anche da casa vi siate divertiti a seguire questo incontro. Esterno della rete intanto per Francesco Crocco, Giuliano Giuliani, mai domo qui. Fallo di squadra numero 10 per Bassano. E quindi ci sarà un'opportunità, 2:08 ancora da giocare. Va Luca Sonorio contro Vale Grimalt, bel duello questo qui, campione europeo under 23 contro il 2 volte campione del mondo. Contro il Mendonsino. Vale Grimalt, tutto pronto, può partire Onorio, palo. Non passa la conclusione del valdagnese, il palo a dire di no. Ancora Pozzato. E poi Ciupe Giuliani a riprenderla per questi ultimi 2 minuti di gioco. Thiago Sanchez che non aggancia. E allora Francesco Crocco che riparte da solo a testa bassa. Onorio per Sanchez, non trova l'opportunità di ribadire in porta. E il Diablito
Diogo Seixas, ancora Sanchez, prova la conclusione, stoppato da Montiel. Diogo Seixas trova ancora Grimalta lì a dire di no. C'è un altro potenziale contropiede, Giuliano Giuliani, 2 contro 1, Pozzato, ultimo minuto. Francisco Pinazzara a gestire l'ultimo possesso, penso, di Bassano. Tocco di stecca qui, resa con l'onore delle armi per Valdagno a 35 secondi dalla fine. Meglio finirla qui, che nessuno si sia fatto male, per fortuna. Gran partita, Bassano sbanca il Palalido 7-3, le reti nel primo tempo Posito e Pozzato nel secondo tempo. Giuliani, ancora Pozzato, poi Valdagno con Sanchez e Seixas, e ancora il Bassano, il Pinazzar, poi Montigelli in contropiede, Francesco Crocco, e l'ultima rete è di Pozzato che fa dunque tripletta. Termina qui questo derby, ripeto, la resa con l'onore delle armi, grazie a Roberto Bauce per le riprese, a Flavio Zattera per la regia, Leo Zordan per il cronometro, Andrea Piazza per le statistiche. È tutto per noi da Domenico Tomba, buona serata. Buona domenica sera, ci risentiamo presto in diretta dal Palalido di Valdagno.